Ma perché tirare? Perché provare a far gol in un gioco come il calcio? Ma perché? Spiegatemi questa voglia. Dai, senza urlare perché lo sappiamo già tutto. Vedi come aggrediscono. È il piano gara. Il piano gara. Tutto russo. No, allora, ogni minuto che passa che non facciamo un tiro a porta anche da centrocampo, siamo dei polli. Pessina, ma non è Pessina del Monza, il tiratore di rigore. Pessina, quindi un po' di... cerchiamo di essere anche un po' furbi e di metterlo sotto pressione con dei cross anche addosso, con tiri dalla Dai, bravo Højlund. Vai Elmas, ti ripeto, tira in porta. Vabbè, sei stato fermato. Tirate. Mo per esempio quelle cose che ha fatto McTominay di egoismo le deve fare oggi. Bravo Gutierrez. Vedi, quando poi voi postate gli screenshot, se postaste lo screenshot di questo pestone di Pobega con la gamba lunga così, che è espulsione, non è. Quindi piano gara è con coraggio girarsela senza sempre fare la pallata. Questo è un bel passaggio, non è una palla, questo è un passaggio. Vai. Già un paio di volte Højlund l'ho visto bene in protezione palla. Ecco, provaci. Ci devi provare, bravo. Io mostro cazzo d'angolo di Elmas molto basso, ma alzala verso il portiere. No, e sarò insopportabile oggi se non approfittiamo di questa fortuna. Tilore, ma no, che calcione. Piglia Politano, vai. Maronna mi se la gliela davi quando ho alzato il braccio. Dai, bravo Elmas. Dai, bravo Gutierrez. Questa è la notizia di oggi, è che c'è Orsolini là e non si mette Olivera. Evidentemente ci siamo resi conto che non è garanzia proprio di nulla a livello difensivo, quindi bene. Calmati le acque, Bravo Højlund, bravo. E io qua se avessi avuto ma veramente non tiriamo il pallone verso il portiere sui calci di punizione. Tira forte. Dai, vabbè. Bravissimo Højlund, sta proprio facendo le cose lucachesche, dai. Bravo Elmas, poi Gutierrez. Schiffi il fallo, non lo dà, non c'è dubbio. Mamma mia. Qualità, se perdi sti palloni qua in difesa diventa difficile. Tafka Schiffi che non fa. Si chiama sempre il fallo sul difensore che viene spinto. Ma veramente, gli ha ridato il pallone. Schiffi gli ha ridato il pallone. Roua. Troppo spa. Ma quale capoccia? Ma che cazzo stai dicendo? Non hai visto che è McTominay che gli ha dato praticamente un pugno a Højlund? Stai ancora parlando di cose inventate su Højlund. Buongiorno. Siamo al 36esimo e ancora devo vedere un cross sul portiere. Ho visto mezzo tiro di Elmas. Noi non tiriamo su un portiere di 17 anni. Boh, tutti questi infortuni muscolari. Skorupski, Rowe, che sono il portiere, uno che gioca pochissimo, Rongoni. È l'unica spiegazione. No, ma Rowe sarà stata una bot, sta corre. Siete dei simulatori. Di Lore, ma tu sei irriconoscibile. Politano, stai tenendo un pallone, mamma mia. Se non è in fuorigioco, nessuno lo segue. Vabbè, è arrivato il fuorigioco. Politano, ma chissà sta su Luis. Si è proposto e non gliela la darà per forza Tilore. Mi state facendo diventare tranciante. Dai, bravo Højlund. È buono. Gioca. Non è uscita. Schiffi, non è uscita. Di Højlund ma la palla non è uscita. No, spegnete questo telecronista di merda. Ti ho dato come al solito la tua opportunità. L'hai persa. Perché o sei disonesto o sei cieco. Si può essere ciechi, ma non fare il telecronista. Fai un'altra cosa. Stanno cominciando a buttare a terra per riposarsi, non per... la tattica Como. Corri e poi ti butti a terra, così ti riposi e poi ricorri. E che bello sport. Vai Matteo. Matteo. Non siamo stati in grado di mettere un cross in mezzo.
Non siamo stati anche telefonato, anche morbido. E un portiere di 17 anni. Ma un portiere di 17 anni, no? All'esordio assoluto. Ma volete buttare una palla in mezzo, come cazzo viene via? Dai, Di Lorenzo. Niente, non ha seguito nessuno. Non ho parole. Sembra proprio il fair play di un amichevole internazionale tra vecchie glorie. Non la buttiamo la palla in mezzo nemmeno, non tiriamo da fuori, non proviamoci proprio, non mi sembra il caso contro il figlio di Ronaldinho. Cioè, perché umiliare? No, lasciatemi un like perché sto perdendo la pazienza pure io, E io lo sapete quando sono equilibrato, quando cerco di... Però no, Politano troppo male, Di Lorenzo male, alcune non hanno soluzioni, altre invece si può pescare dalla panchina. Dai, serve proprio un altro Napoli. Sto Conte è un personaggio che cambia, vedrai che è cattivo ma poi diventa buono, sto Conte si trasforma, sto Conte è una sinfonia, questo Conte è questo, e invece sto Conte Non avevo cliccato start. Se Conte non gli ha detto tirate nello spogliatoio, mi arrendo. Alzo le mani, come anche sa. Alzo le mani. McTominay pure deve entrare in partita perché non c'è. Chi salvo? Salvo Gutierrez nel primo tempo. Pochino Højlund. Sto pensando, ma cambiare, che stiamo d'accordo. Guarda là, cambiare lo shampoo gli ha fatto a Di Lorenzo. Lo shampoo. Oh, bravo Lobo. Vai Elmas. Sì, fallo su Gutierrez. Schiffi. Vitano, non diram. Andiamo a team mezzo. La stiamo girando anche bene perché il pressing loro non mi sembra né feroce né asfissiante né efficace oggi. Diventiamo nulli quando andiamo nell'ultimo terzo. Proprio. Guarda là, cambia chi un cross e segna da lì. Di Lore. Ma io però cioè è meritato. Non possiamo pensare di resistere e di... È meritato perdere quando sei così nullo di fronte a un'opportunità. È meritato. È giusto così. Sono frustrato. Rachmani pure ci va a moscio su quella palla, che devi anticipare, devi andare verso il pallone. Puoi aspettare. Politano. A me Højlund sta piacendo come sta facendo tutto quel lavoro. Ha fermato il gioco. Schiffi, capite che se non giochiamo così male non possiamo nemmeno lamentarci. È la cosa più brutta. Se non sfruttiamo manco Politano, cosa hai fatto? Bisogna togliere. Se i giocatori, anche se sei il miglior giocatore del mondo, Politano è la miglia mal, ok? Perché non si può sopportare. Non è in forma, mettiamola così. Non è in gran forma, non ha la sensibilità del passaggio, devi toglierlo. Devi mettere Mazzocchi. Se non ti piace Neres, se Lango non ti convince, metti Mazzocchi. Mi avete convinto. Mazzocchi no, però Vergara, per dire, no? No, non ha dato il fallo su il peggior Colombo mai visto. Qua arrivano i gemellini delle canne. Non ci credo più oramai. Brutta mazzata. Pesante. In mezzo tra Rachmani e Buongiorno, nessuno che salta. Brutta mazzata, brutta. O segniamo su questo calcio di punizione o non ci credo più. Barri. Dai! No, se io fossi a Lang, no, non tirerei in porta questo corner corto. Penso di avere quel minimo di tecnica per riuscire a tirare verso la... No, dietro a Gutierrez. Cross, inutile, anticipato. Ma perché tirare? Perché provare a far gol in un gioco come il calcio? Ma perché? Spiegatemi questa voglia, questa richiesta in sus. Vai, pulito Bernardeschi, vai. Pure Gutierrez si è addormentato. Per fortuna Bernardeschi è Bernardeschi. Højlund. Nolan. Vai Gutierrez. Niente, gol a chi? Palo.
non mi scrivo niente perché ci vuole decenza, ci vuole dignità. Un bel giallo per Neres, apprezzabile. Tutti e due sono entrati, giallo e giallo. Questi sono i cambi di chi si è arreso. Jesus e Oliveira sono i cambi di chi si è arreso proprio. Non è che metto Lucca insieme a Højlund per esempio per fare un assalto finale. No, mi sono arreso, mi avete rotto i coglioni. E così sono evidentemente dei cambi programmati per fisicamente non distruggere Buongiorno e forse anche Gutierrez. Posso pensare che sia così, ma non c'è altra spiegazione. Cambiaghi è inarrestabile. Oh mamma mia, quello non si è nemmeno appoggiato, ha chiamato il fallo, schifo. No, lo devi espellere. Cioè, se tu pensi che la reazione di Lukumi, che si sta ancora toccando, si controlla se gli esce il sangue dagli occhi, lo devi espellere, Schiffi. Vuol dire che è stata un'altra gomitata e lo devi espellere. Espulsione. Vedi, l'ha fatto all'81esimo, però all'82esimo. Tomine assolutamente nullo. Lang e Ignazio Pia. Dritto addosso all'avversario. E Pia. Mamma mia, Bernardeschi col destro. Sono stufo. Mi sono stufato. Lasciate un like. Manca qualità proprio assai. Stavolta non mi è sembrata nemmeno una questione di lentezza, di stanchezza. Sembrava proprio una mancanza di qualità, mancanza di idee per arrivare al tiro, di modi. Siamo veramente impalpabili. Abbiamo regalato un sogno a questo ragazzino, un esordio da sogno, clean sheet contro il Napoli. Bernardeschi, fallo il terzo gol. No, siete leziosi e generosi anche voi. Wow, Højlund. Wow, chi già stava a terzi, io tutto un gol a Is che stava già a terra. Sta ancora a terra perché che cazzo se ne fotte. È stato pure fortunato che quelle sbracciate coi gomiti non ti ha espulso. Diciamole le cose. Manca intelligenza, manca testa. Perché non ti puoi affidare a una leadership, a cosa, mancano quelli là, no? Lukaku, perché se ti fai poi prendere dal nervosismo, se reagisci alle provocazioni, se non c'è nessuno che calma tutti quanti così, venuto meno. Vabbè, Dalinga, che cazzo, questa era facile. Dalinga. Miss. Vai Ferguson. Chi tengo al fantacalcio che mi può segnare del Bologna? C'ho Lukumi in quello là mantra, ma non lo so se l'ho messo. Avevo messo Castro, ma l'italiano ha pensato, ma che serve, si può riposare contro il Napoli. Partitina. Un tiro neanche di frustrazione, sai, quando dici ma rotto capo e tiro addosso a una scarpa dell'avversario, nemmeno quello. A Bonici, svuotati. Va bene così, cioè va malissimo, mamma mia. E se siete arrivati fino alla fine della reaction, siete i miei eroi o siete dei tifosi avversari che vengono qua a godere, ci sta, vi rispetto, iscrivetevi pure al canale e se non ne avete abbastanza andiamo anche live dopo la partita dell'Inter o verso la fine, non vi preoccupate.